Le prossime elezioni regionali, in programma la prossima primavera, si preannunciano già infuocate e non solo per lo scontro tra il presidente uscente Luca Zaia e il candidato che correrà con la coalizione di centro-sinistra. La battaglia infatti a suon di voti si sposta verso la compagine degli indipendentisti pronti a correre per la regione. Sicura la discesa in campo di Veneto Sì con il sostegno di plebiscito.eu, promotore del referendum per l'indipendenza dello scorso marzo. Dà la propria indicazione, il proprio sostegno a quei movimenti, a quelle forze che riconoscono il referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo e in questo senso il movimento ovviamente che si è segnalato è Veneto Sì, che quindi da questo punto di vista entra nell'agone politico e parteciperà sicuramente, però non prevede questo nessun tipo di alleanza con partiti italiani. Premessa questa per escludere al momento possibili alleanze con il governatore Zaia. È una scelta che dipende da lui, sicuramente ora egli è inserito in un meccanismo all'interno del centrodestra italiano e questo lo rende sicuramente al momento non compatibile con una coalizione indipendentista. Pronta invece ad appoggiare la candidatura di Zaia alla coalizione guidata da Noi Veneto Indipendente dell'ex leader dei Forconi Lucio Chiavegato, che con la corsa alla regione vuole di pari passo portare avanti il referendum per l'indipendenza del Veneto. Noi Veneto Indipendente raccoglie attualmente già 7 movimenti che fanno parte, c'è Luca Zano Cantarutti, Comencini, Agirmo, Guadagnini di Veneto Stato. Siamo già tutti uniti qua e abbiamo aperto a tutti quanti per confluire, per dare una forza decisiva dentro la regione Veneto. L'una e l'altra coalizione intanto continuano a lavorare per concretizzare il progetto di indipendenza. Lucio Chiavegato in questi giorni è nelle piazze per informare la gente comune sul referendum consultivo, per il quale lunedì la regione Veneto aprirà un conto corrente per raccogliere i 14 milioni di euro necessari a finanziarlo. Passiamo dall'internet, passiamo alla carta, chiedere direttamente ai veneti uno per uno di esprimersi se vogliono avere un Veneto indipendente. Moderatamente cauto nel giudicare l'iniziativa regionale, plebiscito.eu, fautore del primo referendum indipendentista. Servirebbe un po' più, diciamo, anche di coraggio, di verve, come dimostrano altre situazioni in altre regioni. Da questo punto di vista per noi è un rafforzativo di una situazione che in realtà è già stata iniziata, di un percorso, come dicevamo, che è già in fieri.